Buongiorno Italia, lo so, mia ditta. Non dovrei fare video in quanto sono qui nella Val Cimolana per lavorare tantissimo, quanto è prevista una marea di pioggia, e per riposarmi, ossia andare a fare i giri in bicicletta. Però oggi siamo senza la pettorina per la GoPro. In ogni caso, guarda, questo poi sarebbe il sentiero che porta al lago, Casso Figata, che ovviamente non ti posso riprendere perché non ho la pettorina. Vedi Giacomo, queste qua dietro sono le recinzioni per i T-Resk. No, non è vero, sono quelle che servono per non far andare i massi che cadono dalla montagna nelle strade. Pausa di 5 minuti per bestemmiare tantissimo. Non era il sentiero che portava al lago, era un sentiero che ti riportava a 2 o 3 tornanti più in giù che tu avevi già fatto. A 1000 ce n'è, i puntine azzardate, tralala, tralala. Non serve Google Maps, il navigatore, il tracciamento GPS, è tutto nella mia testa e poi vedi che c'è. Te sbagli strada de continuo, tralala. Io c'ero, non so dove, c'ero tipo in una strada, però io c'ero. Ok, sì, ricordo, l'avevo fatto in moto. Fai tu quel giro, passi quel ponte della morte, vai di là, un altro ponte della morte e vai da quelle parti là. Confermo, l'avevo già fatto in moto. Ma che panorama, ragazzo, ponte della morte. Che trip, ragazzi, in galleria senza luci, c'è tutto sto effetto stranissimo, non ti vedevi per terra, era strano, ti sembrava di essere tipo una navicella. Che figata, stranissimo. Wow, Dlidling. 5 punti sulla patente. Wow, è bellissima sta roba. Adesso vedo se riesco a fare una fotografia per leggermela poi anche a casa e fargliela leggere anche a Giacomo, perché bambini, guardate, è importante, no? Si leggeva una volta, stiamo parlando della borgata di Prada, no? Allora, i bambini frequentavano ogni giorno la scuola elementare di Erto, capoluogo, affrontando qualsiasi condizione di tempo e trasportando a spalla una piccola quantità di legna per contribuire ad alimentare la stufa della propria aula. Pensa a voi. E a voi vi portano a scuola con gli zaini, con le rotelle in macchina, davanti all'entrata. Non devo aggiungere niente, non c'è nulla da giudicare, non avrebbe senso, però ha un senso enorme leggere queste testimonianze di realtà, che sia presente o passata, poco importa, e confrontarle, cioè farvele confrontare con la vostra. Che freddo boia, ma d'altronde qui vedi le persone intelligenti, perché le persone intelligenti, se hanno freddo ieri, si vestono di più e gli altri invece restano vestiti come ieri. Io sono gli altri. Consigliata la torcia da testa, perché ci sono certe gallerie che dopo notte che vedi niente in certi punti. Miseria, c'è stato un ponticello della morte altissimo e stretto, un po' da panico, un po' da vertigini. Io ho le vertigini. Non credo ci siano dei sentieri molto affidabili che portano al lago, perché guarda, è troppo friabile. Continuo sulla strada. Capolavoro. Il comune di Erto e Casso, per ogni borghetto, frazioncina, borghetto, gli ha fatto il cartello storico con la sua posizione, la sua storia e le fotografie dell'epoca. Bellissimo. Devo dire che grazie alla bici è passata un po' la nostalgia della Slovenia, perché è giunto il momento di tirare fuori la nostra frase fatta, trita e ritrita, che gira il mondo quanto vuoi, ma come l'Italia, mi dispiace, non ce n'è. Singano teorici, anche ragione, ma trovare un panorama meglio per dire sta frase, no? Ok, sì, il sentiero c'è, eccolo lì, però non so, non me la sento, lo vedo tanto friabile, tanto ripido, guarda come che va su, però pensati in bicicletta. Comunque sì, quella poi è la statale, vedi, coi camion, io devo passare anche quella mega galleria. Allora, tracciati non ne faccio mai, io uso Komoot per prendere ispirazione, ma avendo comunque un iPhone, per quanto sia passato al 12, no? La batteria comunque non è mai sufficiente per fare un casso, quindi io non creo tracciati al massimo, faccio le posizioni GPS dei punti, magari delle entrate, delle uscite, dei punti panoramici, così. E ti dirò che comunque è semplice, cioè partendo da Cimolais, dall'area camper, nelle mappe trovi proprio scritto sentiero del lago. Guardando le mappe, ossia facendo riferimento al nord, vai sotto al lago, quindi giri a sinistra, vai sotto al lago, ritorni su, rimettendoti nella statale, e già che ci sei, gira a sinistra che te la diga del Vajont, hai capito? Una volta fatta la diga del Vajont, rigiri
e ti rifai la statale e ritorni giusto a Cimolais, quindi ti sei fatto un bell'anello. Sì, ma ragazzi, che panoramiche, luci, che colori. Ma essendo questa strada, per assurdo, per quanto bella sia, poco frequentata, praticamente niente frequentata, su qua che chiacchiero tranquillo, senti gli uccellini, sembra di essere in una ciclabile, guarda che misteri. E niente, io qua chiudo il canale del camper verso un canale dei biker, ragazzi, porca. Wow, raga, qua a mettersi qua a tenda non sarebbe male. Poco prima del Vaillant, stai attento, c'è questo enorme parcheggio che è attaccatissimo alla vista panoramica di prima, dove poi si aprono tanti anche sentieri sia esposti sul lago che non, quindi dentro, diciamo, i boschi. E aspetta un attimo, guarda, provenendo da Cimolais devi girare, guarda, prima del bar Ristoro La Roccia, quello è il bar Ristoro La Roccia, tu giri prima e qua c'è sto parcheggio, un chilometro così di strada e poi inizia il bello. Anche questa può essere una buona vista per il camper, è che ha solo due difetti: sei a bordo strada ed è a pagamento. Prima di arrivarci ti anticipo che quella è la famosa diga del Vaillant. Sostanzialmente la storia racconta, testimonia che questa diga non era fissata correttamente su una roccia, perché c'era una roccia di una montagna particolarmente friabile, però gli ingegneri del tempo, per non perdere i soldi e andare avanti con i lavori, hanno detto no, ma va bene lo stesso, andiamo avanti. Cosa è successo? La diga si è rotta e ha sommerso poi un paese, ci sono stati molti morti. Ti consiglio di vedere anche il film, si chiama proprio Vaillant e basta, che è molto bello, fatto veramente molto bene, ti racconterà sicuramente molto meglio di me la storia. Questa infinita linea di bandierine che possono sembrare delle bandierine tibetane, sono delle bandierine con i nomi dei bambini che probabilmente pensa, ragazzo, è da brividi, perché io non lo sapevo, cioè, ho appena letto 1910 vittime. Certo, sapevo che c'erano state molte vittime, però immaginatelo, 1910 persone annegate. Erto, guarda che bella casetta, guarda che robe. Ragazzi, all'anello del lago con tappa alla diga del Vaillant io veramente do 10. È una cosa assolutamente da fare. È bruttissimo dirlo, non dovrei dirlo, anzi dovrei proibirlo io sta roba, ok? Però purtroppo si può fare anche in auto. Io non ho trovato auto, però si può fare. Monumento ai caduti, partigiani, civili dispersi. Qui sotto c'è il cimitero e questa bellissima frase: nave 251 metri, svolta a destra e prendi strada. Bello, molto bello. Wow, che posti incantevoli, la nostra magica Italia. Però non può fare il pigna, ogni volta lo dice: fare macchine ai coglioni che rovina tutta, brava, ti puoi appagare da un'altra parte. Semenia. C'è questa chiesa un po' particolare, che strana, però una volta gli impettava anche pubblicità super accesa. Che posti, ragazzi, che posti. Oggi niente vertigini, ok, bello senza vertigini, molto bello. Guarda il ponte della morte e la strada della morte che abbiamo fatto prima. Che forte, c'era un signore che spalava la cacca con l'escavatore, no? A me è venuto in mente una parte di quel famoso testo che ogni tanto ti cito, no? Perché lo reputo una chiave. Questa è la vita anche di questo canale, che è Vivere secondo natura di Harry David Thoreau, il quale è anche un riassunto sostanzialmente di Walden, vita nei boschi, ok? E praticamente la parte di questo discorso era che lui diceva: sì, ok, tu puoi coltivare per te e te basta e te avanza, però vuoi fare di più, ok? Facendo di più hai bisogno degli animali.
possedendo gli animali entri a far parte di un secondo meccanismo di schiavitù, ossia sei schiavo anche degli animali. E sì, perché devi comprarli, costa un casino di skate, devi mantenerli, mangiano un disastro, e cosa devi fare per dargli da mangiare? Coltivare ancora di più, quindi o gli dai la parte del tuo coltivato oppure devi comunque pagare vendendo delle cose tue, e tutto, capisci, un po' come quando dicevo dell'andare a lavorare, lavoro fisso, sì, ma devi avere le rate della macchina, pagarti la macchina, la benzina per andare, eccetera eccetera. Quindi i soldi che prendevi, no, per avere un lavoro magari dove prendevi un po' di più fuori mano, eccetera eccetera, in realtà non erano proprio tanti, insomma, perché avevi delle spese per avere quella cosa non indifferenti, mangiare fuori, eccetera 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 eccetera. Ci siamo nel suddetto paradiso dei ciclisti. Ora sto andando da Cimolais a Clout, questo perché non solo per prendere del pane, ma anche per vedere quel negozio di bike che gli chiedo informazioni, così so dire sia a te che agli altri che in teoria ci facciamo due belle girate, forse già dalla prossima settimana, tempo permettendo. Questa in moto deve essere una figata, ti fai di quelle mega rampate che metà fa basta. Tutto chiuso, non si può entrare. Macabro. Tac, ottimo anche il parcheggio del cimitero, bello isolato. C'è la vista panoramica e il rubinetto che hai appena visto. Singano News, sta arrivando anche Marcus Caldonius, il quale già domani si noleggia l'e-bike perché gli ho fatto venire voglia. Sì, diciamo che un giro in e-bike, un e-bike magari da fuoristrada, diciamo, equivale più o meno a 10 anni di van life, cazzo, porca troia. Cioè, non è che ti vedi un posto, te ne vedi 10.000 in una giornata. Complice anche la giornata da film, cioè, però è berebetue, che sarebbero le lucertole, no? Per chi non conosce il nome scientifico che è berebetue, che mi fanno tipo, che quando si muovono, no? Sembra che ci sia un qualcosa che ti fa l'agguato, allora un po' ti caghi addosso, hai capito? In realtà no, sono le berebetue. Il punto è che nella Val Simolana, qua sì, perdono, ho portato via il filtro ND un'altra volta, mi sono dimenticato di cambiarlo, quindi si vedrà sculo con i colori di merda. E cioè, questo non è segnato, sta roba, non so che cazzo è, una ciclabile, che cazzo è, non è segnata. Ma guarda che bello, cioè scusa, siamo avanti così, chilometri, poi gli scorci, le vallate, i ruscelli, i torrenti, Maremma Maiala, i prati dove correre felici, vedi, ti metti qua, corri felice, fai il picnic, guarda. Ah sì, Memo, per i tu che vogliono visitare il paradiso, allora le bici si noleggiano a Clout, è un negozietto dietro la cooperativa che adesso non mi ricordo il nome, in ogni caso metterò il numero di telefono di Renzo, che è quello che noleggia le e-bike, ha anche l'albergo a fianco. Loro hanno 5 e-bike con la batteria da 650 watt, costa 40 euro la giornata, 20 euro la mezza giornata. Ah sì, alchimia è qua che devi chiedere, è dietro la cooperativa. Com'è? Guarda, no, era bellissimo, un vitellino di mucchino. Ah, ho ritrovato Andrea Spinelli, il quale anche lui giustamente ricorda, attenzione ragazzi, zecche, quindi non andate a camminare nei sentieri fuori, anche perché insomma adesso è primavera, è il periodo giusto. Dopodiché vipere, attenzione, sono già stati morsi i giacani. E qui c'è anche la vipera del corno, che è la vipera più velenosa d'Italia, dicono, no? Quella che abbiamo visto, anzi no, quella che dovevamo vedere al lago di Cornino. E vabbè, ci sono 7 lupi, mi ha detto, e delle aquile che puoi vedere ogni tanto nelle cime delle montagne, ma insomma fare attenzione ai secche e ai vipere. Oh, guarda che tempismo, sono appena arrivato, è arrivato anche il Caldonius. Eccoci qua. Signor Caldonius, buongiorno. È arrivato. Whoa, Black Betty, bam lamb. Whoa, Black Betty, bam lamb. Black Betty had a child, bam lamb. The damn thing gone wild. Bam lamb said a word not of mine. Bam lamb, the damn thing gone blind. Bam lamb, I said, oh, Black Betty, bam lamb. Whoa, Black Betty, bam lamb.
she really gets me high. Bam, lamb, you know that's no lie.